E cosa pensa della Fiat fuori dall'Italia? Ma a me sembra più che un triangolo magico, perché certe volte la magia ha anche un qualcosa di positivo, mi sembra un triangolo drammatico quello che è venuto fuori. Una legge elettorale Triangolo delle Bermude. Il triangolo delle Bermude, esattamente, perché qui è un pericolo continuo e mentre cammini, mentre stai navigando ti sparisce qualcuno, no? Perché poi questo è il tema. Qui il dramma vero è che alla fine spariscono i cittadini, spariscono i lavoratori. Nel nostro paese sono spariti i disoccupati, ve ne siete accorti? Non parla più nessuno di disoccupazione. Oggi il tema è i lavoratori che non arrivano occupati, che non arrivano a fine mese. Vediamo la vicenda dell'Electrolux vergognosa, il fatto che arrivi un'azienda svedese e ti dice se devi rimanere dimezzati lo stipendio, ma noi vorremmo capire nelle altre aziende, l'Electrolux, negli altri paesi europei mantengono gli stessi stipendi o hanno chiesto di dimezzarli? Allora i temi seri sono questi. Avrebbe fatto bene Letta, come ho fatto io 2 settimane fa incontrando Oli Rehn qui a Roma, nel parlare di contratto collettivo di lavoro europeo per mettere sullo stesso piano i lavoratori italiani con i lavoratori degli altri paesi europei. Avrebbe fatto bene Letta a parlare anche di una fiscalità europea, perché non capisci per quale motivo le imprese italiane, soprattutto le piccole e medie imprese, debbano essere tassate al 43-45% e la media europea sia al 21%. Questi sono i temi. Ecco il triangolo delle Bermuda, dove alla fine a scomparire sono proprio i cittadini normali, quelli che non arrivano a fine mese. La Fiat ha calato la maschera. La Fiat è anni che prende la cassa integrazione straordinaria, prende 750 milioni di euro l'anno di cassa integrazione straordinaria, che moltiplicati per 5 anni sono 3 miliardi e mezzo. Bene, nello stesso tempo ha diviso utili tra gli azionisti per questo importo, e la riconoscenza ai cittadini italiani che hanno cacciato fuori questi soldi qual è stata? Che diventa olandese, la sede in Olanda e paghi le tasse nel Regno Unito. Io credo che su questo bisogna seriamente intervenire, comprendendo che oggi il tema non è la tutela della grande industria, ma la tutela delle piccole e medie imprese che costituiscono il perno della nostra economia. Tutelare significa riconoscere i diritti, attenzione, non fare come è accaduta con la legge elettorale, con la norma Salva Lega, che è una vergogna anche questa, dobbiamo dirlo francamente. Non si capisce perché un partito che ha 600.000 elettori concentrati in una regione abbia queste 600.000 persone aventi il diritto di essere rappresentato. Un altro partito che ha gli stessi voti ma distribuiti in tutta Italia, questo partito non deve avere rappresentanza. Allora ecco, non è salvaguardando singoli interessi che risolve i problemi, e credo che oggi il problema principale sia il lavoro. Noi dell'Italia dei Valori abbiamo presentato un progetto, questo sì serio, lo sblocca lavoro, che deve mettere in moto la macchina Italia, prendendo le risorse dove ci sono, e ci sono. Noi presenteremo la prossima settimana in Cassazione un disegno di legge di iniziativa popolare per vendere i beni confiscati alla mafia. Sono 80 miliardi di euro. Ecco, prendiamo da lì i soldi per investire nei settori produttivi, piccole e medie imprese, fasce sociali più deboli. Vede, ci sono tantissime cose da fare. Il dramma è che non si capisce per quale motivo chi arriva al governo varca la soglia di Palazzo Chigi e, come per magia o per disgrazia, a seconda dei punti di vista, si scorda totalmente quello che va fatto.